Un altro duro colpo è stato inflitto agli appartenenti alla famiglia Alvaro di Reggio Calabria, confiscati beni per 200 milioni di euro, tra cui 15 tra imprese e ditte individuali operanti principalmente nel settore dei servizi e della ristorazione. Le indagini che hanno portato all'operazione Café de Paris sono state avviate esattamente 2 anni fa. I soggetti principali dell'indagine sono Vincenzo Alvaro e Damiano Villari. Ha fatto tappa anche a Crotone la mobilitazione nazionale della campagna Lasciateci entrare, promossa dalla CGIL, ARCI e altre associazioni contro il razzismo, per protestare contro la circolare del Ministero dell'Interno che vieta l'accesso nei CIE e nei CARA agli organi di informazione. Il sit-in delle associazioni si è tenuto questa mattina presso il CIE di Sant'Anna con la partecipazione del deputato del PD Nicodemo Oliverio. I fratelli Bandiera hanno segnato le vicende del Risorgimento italiano e la storia calabrese. Nel vallone di Rovito a Cosenza questa mattina una cerimonia solenne per ricordare la loro morte per mano delle truppe borboniche, avvenuta il 25 luglio 1844. Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco di Cosenza, il prefetto e il sottosegretario di Stato all'Economia Antonio Gentile. Questa mattina presso la caserma di Vibo Marina, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comando delle Fiamme Gialle vibonesi tra il colonnello Giuseppe Licari, trasferito alla sede di Palermo, ed il colonnello Paolo Valle, proveniente dal centro reclutamento di Roma. All'evento ha presenziato anche il comandante regionale della GDF, Michele Calandro.